Carissimi amici, un abbraccio dal sottoscritto Gianni Amendola a tutti i tifosi del Napoli, a tutti i napoletani nel mondo e naturalmente a tutti coloro che mi seguono con affetto e simpatia sui miei siti. Cari amici, finisce nel modo peggiore possibile la partita per quanto riguarda i sedicesimi di finale di Europa League. Il Granada batte il Napoli per 2-0. Quindi il Granada 2 e Napoli 0. Squadra e allenatore veramente deludenti e sconcertanti. 94 minuti sempre a difendersi e 0 tiri in porta. La vittoria contro la Juventus in campionato è stata pura casualità, perché giocando in questo modo, come il Napoli ha giocato a Granada, perdi 40 partite su 50. Al cuore e alla grinta ti ci puoi affidare, ma giocando ogni 3 giorni ci vuole ben altro. Il Napoli tatticamente sta sotto zero da mesi e mesi oramai. Non pressa alto perché viene sempre e regolarmente infilato. Aspetta basso, ma poi non sa costruire e quindi non esce più. Lo schema palla lunga su Lozano nascondeva tanti limiti tattici e senza il messicano si è visto che è ancora peggio. Definire uno schifo questa partita di Europa League contro il Granata per prestazione e risultato, la parola schifo è anche poco. 0 tiri in porta, il solito e noioso gioco all'indietro verso il portiere, il solito e inutile possesso palla lento e sterile. Aggiungiamoci poi gli errori tecnici e individuali da scuola calcio, come quelli di Elmas, Politano e Lobotka, errori che fanno regolarmente ripartire pericolosamente il Granada. E allora ecco il quadro indecoroso di una sconfitta largamente meritata. È vero, il Napoli ha giocato senza titolari, ma le assenze non devono e non possono essere un alibi. Quelli chiamati in causa da mister Gattuso non hanno risposto presente. Un esempio su tutti è Matteo Politano, il quale poi è stato sostituito nell'intervallo. Il signor Giuntoli dovrebbe spiegarci il motivo dell'acquisto di Lobotka, ennesima spesa inutile e onorosa. E Gattuso dovrebbe spiegarci perché ha voluto assolutamente Bakayoko, il quale veramente è un palo della luce in mezzo al campo e al centrocampo. Su Osimhen evito di sbilanciarmi perché è presto, perché ha l'attenuante dell'infortunio e del Covid, e anche perché Osimhen non viene mai servito dalla squadra a causa del suo gioco. Ma Osimhen continua ad essere un fantasma che passeggia in campo. Bisogna dire che il Granata vale economicamente giusto un quarto del Napoli, ma certo è che in campo non ci vanno i soldi, ma questo la dice lunga su come non bisogna cercare alibi. È arrivato proprio il momento di rifondare tutto, partendo dalla rosa all'allenatore, perché questa squadra è una squadra senza stimoli, senza fame, svogliata e sfinita, ma non da oggi, ma già dai tempi del dopo Sarri. Infatti questa squadra bisognava rifondarla allora, o minimo lo scorso anno, ma non è stato fatto. E allora eccola qua, una squadra inguardabile. Per De Laurentiis e Giuntoli è arrivato veramente il momento di agire.
Questa è l'unica mossa da fare e non c'è più da perdere tempo. La vittoria imprevista ed edificante contro la Juventus non può essere seguita da una sconfitta del genere, giocando in un modo indecoroso, senza coraggio, senza cuore, senza fame, senza sete di vittoria contro il Granada. Nessun alibi, cari tifosi napoletani, questa squadra purtroppo non va, non gira, non corre, non gioca. La squadra, la società e l'allenatore si guardino bene allo specchio e si confrontino una volta e per tutte. Bisogna dare il massimo, bisogna rimboccarsi le maniche, così non si va da nessuna parte, si rischiano solo brutte figure e nient'altro. Adesso non si può sostituire l'allenatore, ma a giugno bisogna farlo assolutamente. Bisogna rifondare tutto, costruire una nuova squadra trattenendo soltanto i big, i migliori. Per adesso, tra infortuni e Covid, un allenatore poco capace e una squadra inguardabile, cari tifosi partenopei, non ci restano altro che altre sofferenze e brutte figure. Ma speriamo con tutto il cuore che non sia così. Comunque, al di là di qualsiasi risultato, sempre e solo Forza Napoli, squadra e città.